ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. A voi la linea. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Libertà, Chilometro Zoom, questa diciamo chimera che è ritornata sulle frequenze di Radio Libertà dopo la pausa estiva ormai da qualche settimana. Mi spiace per l'assenza dello scorso venerdì, ma purtroppo cause di forza maggiori mi hanno impedito di essere con voi. Una bella puntata, parleremo di agricoltura, parleremo di pipicoltura col mitico Antonino Danna che è al microfono insieme a me, però fammi dire, prima di lasciarti la parola, che per una volta abbiamo fatto uno strappo alla regola. Di solito questa trasmissione vuole sempre iniziare la sua puntata con un pezzo del mitico Frank. Oggi ci stava un pezzo che ricorda la grandissima rassegna stampa del grande Giulio Cainarca, che mi ha accompagnato in questi lunghi anni e mi ha fatto anche innamorare della politica. Grande Giulio, ti vogliamo bene, ma soprattutto ci mancherà tanto la tua rassegna stampa, un grandissimo pezzo di storia della radio. Antonino. Allora, il pezzo che voi avete ascoltato all'inizio di questa puntata e che è appunto la sigla della rassegna stampa è Take Five di Dave Brubeck, l'anno è il 1959. Abbiamo ritenuto, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, di inserire questo pezzo all'inizio di questa trasmissione perché pensate, quando Giulio Cainarca ha cominciato la rassegna stampa correva l'anno 1997. Nel 1997 io pesavo 100 kg di meno, avevo i capelli e i brufoli e se mi avessero detto che un giorno avrei condotto un programma su un emittente nazionale gli avrei riso probabilmente in faccia, che è quello che avrebbe fatto, credo, anche Lorenzo. È un modo per omaggiare un collega, prima di tutto, un amico, che con questa rassegna per 27 anni ha anticipato il mondo, perché vedete, la rassegna stampa, a parte il fatto che è un privilegio poterla condurre, ma la rassegna stampa è il biglietto da visita della radio ed è soprattutto la magica possibilità, come dice Chris Evans, che è uno dei DJ più famosi della radio inglese, è la possibilità di riuscire a fregare il mondo con almeno una mezz'ora d'anticipo e provare a cambiare una giornata a chi si sta alzando in quel momento, perché magari la battuta giusta, lo sfottò, il pezzo musicale, magari tu ti stai alzando e hai tanti di quei cavoli in testa, però trovi qualcuno che a quell'ora, portandoti il caffè virtuale e i giornali, quelli veri, con quella battuta, con quella canzone, magari è riuscito a strapparti un sorriso e a far cominciare bene la giornata, al di là delle brutture che possiamo raccontare traendole dai giornali. Il mio è un ringraziamento personale, perché se non ci fosse stata la rassegna stampa noi due non staremmo certo qui a fare i due amabili cazzoni e non avremmo certo portato a questa radio il microfono d'oro, cioè l'Oscar della radio italiana. Quindi il mio è un grazie più che sentito a Giulio Cainarca per questi 27 anni di rassegna stampa che veramente vogliamo celebrare per quel poco che possiamo in questo modo. Ed è anche un in bocca al lupo a Sammy Varin, perché da lunedì tocca a lui essere il biglietto da visita, tocca a lui provare a fregare il mondo con mezz'ora d'anticipo e provare appunto a dare un indirizzo diverso alle giornate di tanti di noi. Quindi grazie Giulio, buon lavoro Sammy e Lorenzo, a te. No, devo dire che Antonino l'ha messa in copione, diciamo, questa apertura, ma come al solito poi di corsa ero in giro, non avevo visto, ma quando ho sentito la musica che echeggiava avevo già capito le intenzioni del buon Antonino. Io invece voglio lasciare un ricordo, che ricordo dei radioascoltatori, da radioascoltatore, di tanti radioascoltatori, di quelli che negli ultimi 20 anni almeno, ora non so se esattamente da 27 anni, ma sicuramente negli ultimi 20 anni ascoltavano la rassegna di Giulio.
che naturalmente non ne parliamo come un defunto, perché insomma, semmai no, grazie a Dio, è vivo e vegeto. Li vivo e vegeto, sta bene, anzi si riproporrà in altra veste, sicuramente ancora più scoppiettante, quindi ascoltateci al mattino sulle frequenze della Libertà, perché da Sammy Varin all'approfondimenti di Giulio sarà uno spasso sicuramente. Però ci stava questo piccolo ricordo, perché sono 20 anni lunghi dalla vecchia Radio Padania Libera, che sulle frequenze dell'FM che cercavamo. Io mi ricordo quando scompariva a un certo punto, poi chiamava gli ascoltatori, ma come non si sente più la frequenza in questa zona? Allora tutti chiamavamo ai primi interventi in cui si chiamava la radio. Mi ricordo che avevo annunciato, non so se c'era Leo Sigel all'epoca, il primo sciopero dei pescatori italiani, liguri, sulle frequenze di Radio Libertà. Avevo chiamato tipo stile anonima, lo sai, tipo da domani facciamo, da domani saremo in battaglia per la pesca, così avevo chiamato senza neanche presentarmi, emozionato nella radio, quindi ne avrei di cose da raccontare, però diciamo che la cosa principale era il buongiorno. Mi ricorderà sempre, un ricordo che è legato anche alla storia con mio padre, perché al mattino, soprattutto nel periodo invernale, quando si va a bordo per fare i lavori, era il nostro caffè mattutino in macchina, seduti insieme, ascoltando la rassegna di Giulio, quasi in silenzio, cioè se ci telefonavano dovevamo chiudere la telefonata, e molte volte sei rimasti in macchina magari per concludere e per sentirla, mentre magari non c'era il telefonino, quindi o l'ascoltavi sulla macchina, quando eri a bordo non lo ascoltavi più, invece di andare a lavorare a bordo. Quindi insomma tante emozioni e tanta informazione e tanta crescita politica, fammi dire, perché io lo dico sempre: se nel mio piccolo percorso che ho fatto nella vita, modesto, strabiliante dal mio punto di vista, dipende sicuramente da chi lo va a esaminare, io devo tantissimo a Radio Libertà, alla prima Radio Padania Libera, ma devo tantissimo sicuramente anche al grande Giulio Cainarca. Quindi lo ringrazio veramente tanto, perché siamo cresciuti tanto, sono cresciuto di età e diciamo anche a livello culturale e nel senso critico, grazie anche tanto alle sue rassegne stampa. Grazie Giulio. E in ogni caso comunque i mottetti facevano cacare, questo lo diciamo perché è giusto ricordare questa faida interna alla radio, che continuerà ovviamente, perché con Auto da Fe da lunedì chiaramente non oso immaginare questo nuovo programma di Giulio Cainarca, Auto da Fe, io non oso immaginare che colonna sonora ci sarà dentro. Non lo so, mi mancherà sicuramente lo standard di Take 5, perché è uno standard del jazz, ci sono quei pezzi che si sentono di tanti artisti, ed era meraviglioso. Al mattino era quel sottofondo che ti svegliava, ma con quella leggerezza, con quella tranquillità, ma al solito momento con quel bel ritmo scoppiettante che ti faceva aprire gli occhi. Bene, allora, però dopo questo, dato che non è, l'abbiamo fatta anche un po' troppo funerea, fammi dire, caro Antonino, quindi invece dobbiamo farla meno più divertente. No, infatti mi stavo guardando, sono proprio bello stasera, sì, perché mi sono fatto questa... Veramente, lo stavo dicendo, ma guarda Giulio come si è messo in ghingheri per te, Giulio. Ma veramente bello questo. Cioè, guarda che bel nodo Windsor con una Keeper Tie del 77, guarda che bello. Racconterò il primo giorno alla Camera dei Deputati che non sapevo farmi il nodo alla cravatta, che bello che è stato, peggio di un 5 Stelle. Talzerei le mani. Comunque, detto questo, poi imparato. Parliamo di cose serie. E intanto allora... Lawrence... Pensa, 1997, Lawrence non era ancora nato, pensa che roba, il nostro Lawrence d'Umbria, io mi sento un ectoplasma, veramente, se ci penso. Vabbè, quando allora, avevo le 1000 lire al liceo Morelli andavo a prendermi la pizzetta in aula magna, vabbè, lasciamo perdere, va. Allora, Lorenzo, c'è già il nostro primo ospite di stasera, chi è? È il nostro mitico, fra parentesi, un carissimo amico, che ha, oltre a avere un impegno nel campo agricolo, nel campo della pioppicoltura, e ci spiegherà bene stasera cosa vuol dire pioppicoltura, è anche una persona che ha portato tanto, ha fatto tanto per il proprio settore, è una persona che si impegna, diciamo, anche politicamente per il mondo agricolo. Diamo il benvenuto a Claudio Massari, pioppicoltore, membro della Commissione Prezzi presso la Camera di Commercio di Pavia e presidente del Comitato Nazionale per la filiera del pioppo. Grazie, ciao Claudio. Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti e mi fa piacere partecipare alla vostra trasmissione che ascolto sempre. Grazie Claudio, spero che non ti annoiamo o non facciamo troppo gli scemi, anzi di dare un giudizio, poi ci darei un voto.
Allora, ecco, cosa vuol dire però? Cosa vuol dire pioppicoltura? Perché molte volte si parla di selvicoltura, si parla di bosco, poi c'è la pioppicoltura che invece è piantare, fare l'agricoltore ma con le piante. Io penso che quando uno parla di pioppicoltura immagina sempre quando è in autostrada e vede quelle file di alberi, non so, mi viene subito in mente quelle file di alberi una accanto all'altra e mi sbaglio quando parlo di pioppicoltura a immaginarmi quel paesaggio? Sono proprio quelle che Ecco. tra l'altro la Commissione europea, l'Unione Europea non riconosce come coltivazione tradizionale perché loro hanno più foresta rispetto a pioppi come li coltiviamo noi. Noi facciamo delle produzioni, le coltiviamo dagli 8 ai 10 anni di età, vengono abbattute. Ci sono dei cloni particolari che ora crescono anche molto di più dei cloni tradizionali. Noi poi li mettiamo sul mercato e vengono utilizzati principalmente per fare i mobili. Allora noi abbiamo un problema in questo momento di carenza di materiale. Ci sono delle industrie che potrebbero attivare delle linee di produzione nuove, ma non lo fanno non per la mancanza di fondi per finanziare questa industria, ma per la mancanza di materia prima, perché ora è un po' un problema andare anche a reperire materiale all'estero. Quindi noi avremo la possibilità, creando tra l'altro anche ambiente, perché la frutticoltura, sai, genera abbassamento della temperatura, crea l'ossigeno con la fotosintesi clorofilliana e quindi certo, è una soluzione anche, diciamo, per quando si parla di biomasse, comunque di coltivi, sottrai CO2 paradossalmente, la prendi e ora non la devi mandare a bruciare, ci saranno sicuramente delle cose più pregiate. Anzi, ti faccio la domanda proprio secca: cosa serve la pioppicoltura? Dove vanno a finire i pioppi? Perché però mi ricollego al discorso, perdonami, della CO2, perché quando pensate a una pianta e lì è stata fotosintesi clorofilliana, ha fatto il suo lavoro, si è tolto la CO2 dall'atmosfera, quindi insomma più riusciamo a fare questi tipi di colture, più, per far paradossalmente, non voglio fare una forzatura, ma diamo sicuramente una mano all'ambiente in maniera furba, cioè aumentando le produzioni. Ecco, però il pioppo dove va a finire, Claudio? Allora, il pioppo principalmente va a finire nella lavorazione dei mobili e nella coibentazione adesso nelle nuove case, sempre parlando di risparmio energetico, ci sono dei pannelli particolari che vengono utilizzati per la coibentazione delle case anche. Ma l'implicazione principale è quella per i mobili. Diciamo, la parte principale del pioppo, quello che ha più valore, viene utilizzato per fare il compensato che è utilizzato nella produzione dei mobili. Perfetto. Antonino. Intanto buonasera Massari. Senta, Buonasera. ma sbaglio o se la memoria non mi inganna, i pioppi possono avere anche una funzione, diciamo così, di sicurezza, perché con i pioppi si possono fare ad esempio le barriere frangivento e questo può essere utile per esempio per aeroporti, autostrade e così via. Io li ricordo nei vivai anni fa nella piana di Lamezia, questi pioppi tenuti assieme quasi a fare muro con il filo di ferro e proprio per fare il frangivento e per bloccare, diciamo, il flusso più forte dell'aria. Possono essere usati ancora per questo? Certo, infatti quella è una prerogativa che portiamo anche in discussione. Abbiamo fatto anche un emendamento alla Camera e se mi permettete vorrei ringraziare prima di tutto voi che mi date questa opportunità, ma anche il Presidente della Commissione Agricoltura Carloni, l'ex Ministro Centinaio, l'Onorevole Bruzzone che ci stanno dando una mano e Marco Campomenosi che ci ha sostenuto quando era stato eletto. Ma comunque lui è ancora là e ci darà comunque una mano ancora. E infatti noi abbiamo proposto anche questo fatto, perché oltre alla coltivazione tradizionale abbiamo previsto anche la coltivazione a filare come barriera frangivento per dare anche un sollievo all'agricoltura tradizionale che è soggetta all'allettamento, non so, il mais piuttosto che il riso. Ecco, ti faccio una domanda, scusami. Quindi
Cosa serve per fare un po' innescare? Allora, abbiamo un problema, ad esempio, sul discorso biomasse, lo stavo esaminando proprio pochi giorni fa, che è legato proprio alle industrie, cioè il fatto che comunque il legno, e quando c'è una filiera del legno, non è che possiamo andare tanto lontano nella lavorazione, non è che possiamo fare il legno da una parte, poi, cioè il costo poi diventa molto, soprattutto per quanto riguarda la biomassa, e quindi stiamo parlando di una cosa che non ti riguarda, Claudio. Cosa manca però? Un settore che potrebbe decollare, perché come mi scrivi te, si può dalla pipicoltura, si può fare tutela ambientale, fitodepurazione, si migliora la qualità dell'aria, si salvaguarda la fauna selvatica, la popolazione soprattutto per quanto si riguarda il nord Italia, cioè si può fare tantissimo con la pipicoltura. Cosa manca? Cosa manca la scintilla per riuscire a far partire questa industria? Allora, quello che ci manca per quanto riguarda la spinta iniziale, e partendo dal presupposto che avevamo 30 anni fa circa 140.000 ettari a disposizione ed ora siamo a 40.000, quindi manca molta materia prima, e calcolando che il pioppo non è una coltivazione tradizionale come il mais, che tutti gli anni c'è un reddito. Il pioppo ha un reddito dopo 7, 8, 10 anni a seconda del terreno dove viene piantumato e dal clone che mettiamo. Ecco, scusami, ti Quindi blocco. avremo... Ecco, una domanda che è una curiosità. Infatti, quindi un pioppo per diventare, diciamo, lavorabile ci sta così tanto. Cioè, tu lo pianti già, diciamo, da vivaio, penso, non è che ci metti il semino, lo pianti già una mezza pianta o no? Come funziona? E da lì ci vogliono 7-10 anni? Ci vogliono dai 7 ai 10 anni sì, per arrivare a maturazione, quindi mancherebbe quella parte di reddito annuale che all'agricoltore verrebbe a mancare rispetto a una tradizionale coltivazione. Quindi il prodotto starebbe in piedi da solo, però io adesso mi rendo conto che l'agricoltore, avendo smesso di usare l'agricoltura, anche perché all'epoca è diventato non conveniente rispetto alle altre coltivazioni, per ricominciare e dovendo togliere dei terreni dove ha un reddito annuale, dovrebbe avere qualcuno che supporti questa mancanza di reddito, perché adesso con le varie crisi, non so, bisogna cambiare il mezzo agricolo, c'è chi deve costruire il capannone al mutuo, quindi se non c'è un reddito annuale. Quindi noi avevamo chiesto attraverso questo emendamento che ci sia la possibilità di un aiuto, ma solamente iniziale, per dare la possibilità di far ripartire il circolo virtuale. Una volta ripartito non avrà più bisogno di questo aiuto. Quindi a livello di agricoltura è lo 0, ma a livello di apicoltura 100.000 ettari sono tanti. Quindi se noi riuscissimo anche banalmente a metterne 10.000 ettari all'anno, si creerebbe questo giro che permetterebbe poi al sistema di rimanere in piedi da solo. Ma certo, praticamente avere ogni anno, diciamo, la parte di bosco da tagliare, ecco quello che mi stai spiegando, Claudio. Cioè ogni anno, almeno ogni anno, quindi riniziare il circolo. Quindi per la prima volta si aspetta 7 anni, poi l'anno dopo e ogni anno hai il tuo raccolto da fare, insomma, ecco quello, giusto? Corretto. C'è una telefonata, Claudio, però la prendiamo subito perché poi abbiamo alle 18 dobbiamo sospendere. No? Niente, è caduta la linea. Niente, allora è caduta la linea, andiamo avanti. Quindi posso seguire? Sì, prego. Stavo dicendo, per quanto riguarda questa filiera, noi parliamo di apicoltura perché in questa filiera manca l'apicoltore, ma però all'interno della filiera c'è dalla genetica per chi fa i cloni, i vivaisti, poi ci sono gli abbattitori, i trasportatori, i commercianti, gli industriali. Quindi noi, andando ad alimentare questa parte della filiera, andiamo a creare un lavoro anche per tutta l'altra parte della filiera, perché se noi abbiamo la produzione sicuramente ci saranno le industrie che avranno bisogno di più personale per avere questa possibilità di produzione in più. Quindi noi pensiamo di creare un moltiplicatore rispetto all'agricoltura tradizionale che verrebbe a ripristinarsi ora che è venuto a mancare in questi anni. Abbiamo la telefonata, la prendiamo, però chiedo all'ascoltatore di essere veramente rapido perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Vai. Allora, sarò rapidissimo, mi sentite?
Vai. Sì, perfettamente. Pronto? Ah, molto bene, ecco. Allora, sono Walter, Friuli Venezia Giulia. Ogni tanto Ciao, intervengo con Antonino. Ciao, ho parlato che cos'è qualche volta. Allora, molto velocemente, c'è una cosa che dovremmo approfondire, diciamo, come Lega, perché ultimamente stanno nascendo delle incomprensioni riguardo questa vendita legata anche alle forme di HACCP, che vuol dire Hazard Analysis Critical Control Point, che è una formula americana per il controllo appunto dei batteri presenti, patogeni, all'interno delle attività che hanno a che fare con gli alimenti. Però questa cosa si sta spingendo anche verso l'agricoltura. Quindi coloro che producono e che vendono direttamente devono portare avanti anche questa cosa e frequentare dei corsi che costano un sacco di soldi e che non servono assolutamente a niente. Non ho capito da che parte viene questa roba qua. Fatemi una cortesia, se vi occupate, chi si occupa di agricoltura, a sentire queste cose, perché anche qui a Bibione, che è in provincia di Venezia, per poter andare a fare un mercato sotto Natale, che devo vendere la mia frutta, la mia verdura, no? Devo avere anche la HACCP, che è una roba che non ha nessun senso. Quindi vuol dire, cioè, qui si dice che noi togliamo le tasse, poi dopo queste diventano delle ulteriori tasse. Per cortesia, prendete informazioni. Grazie mille di tutto. Ciao. Prego. Sì, velocissimo, no? Poi rispondiamo dopo al nostro ascoltatore, magari perché, insomma, almeno finiamo con Claudio, dato che abbiamo un Sì. minuto, poi dobbiamo andare veramente... Claudio, ci avviamo alla conclusione perché poi dobbiamo salutarci, perdonami, vai. Certo. Allora, per quanto riguarda l'aspetto che stavamo parlando, allora, noi proponiamo con questo tipo di piantagione di salvaguardia dell'ambiente, con la fitodepurazione, perché sai che le radici del pioppo vanno oltre i 2 metri di profondità, quindi Certo. assorbono nitrati, nitriti, azoto rispetto alle culture tradizionali. Hanno bisogno di acqua, ma possono sopportare anche le crisi idriche, quindi andremo a togliere il bisogno di acqua rispetto alle altre coltivazioni, quindi le altre coltivazioni ne avrebbero di più. E soprattutto creando delle zone vocate andremo anche ad incidere sulla temperatura, perché abbiamo verificato che in alcune zone vocate alla frutticoltura la temperatura è anche più bassa di 2-3 gradi rispetto alla media del territorio. Quindi Claudio, credo... no, assolutamente. Noi purtroppo siamo alle 18, dobbiamo salutarci. Approfondiremo ancora questo discorso perché è dato uno spaccato di una realtà che secondo me incuriosiva tantissimi radioascoltatori, perché, come ti dicevo, quando sfrecci sulle autostrade vedi sempre queste distese di pioppi, ma è un aspetto ancora che dobbiamo approfondire, soprattutto dalla parte ambientale, che è sicuramente molto molto interessante. Per adesso però ci salutiamo e ti ringraziamo. Un salutone a Claudio Massari, più apicoltore. Alla prossima, Claudio, ciao. Grazie. La saluto, grazie a voi. E adesso liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti. Noi torniamo tra un po'.